Draghi cade, elezioni a un passo. Il governo Draghi al capolinea. Lega e Forza Italia licenziano Draghi. Questi alcuni dei titoli delle prime pagine dei quotidiani locali del Veneto all'indomani della crisi di governo, nonostante il Presidente del Consiglio Mario Draghi abbia ottenuto la fiducia al Senato, ma soltanto perché il centrodestra e il Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Insomma, è crisi di governo e anche in Veneto, naturalmente, i quotidiani locali oggi parlano soprattutto di questo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è giovedì 21 luglio 2022, la prima notizia del giorno riguarda il governo Draghi che sarebbe appunto al capolinea, le reazioni in Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi il buongiorno. Vediamo una breve rassegna appunto delle reazioni rispetto alla crisi di governo. Partiamo dal Corriere del Veneto. Le imprese parlano di atto irresponsabile, la caduta di Draghi, durissime le reazioni del mondo imprenditoriale veneto. Dalla Vecchia, Confindustria Vicenza dice addirittura nessun rispetto per chi lavora. Il presidente di Assindustria, Destro, dice siamo sbalorditi, e poi ancora l'ira di artigiani e commercianti che dicono pagheremo noi. Questo dalla prima pagina. Il versante politico, poi Zaia e sindaci inascoltati, nella Lega vince la linea antigovernista di Salvini. Sono interessanti comunque sul Corriere del Veneto appunto le reazioni da parte delle categorie economiche, e quindi in particolare c'è un'intervista al presidente di Assindustria Veneto Centro che dà voce, scrive il Corriere del Veneto, allo sconcerto delle aziende venete di fronte alla crisi, appunto situazione imbarazzante, siamo sbalorditi, è un atto di irresponsabilità. Ricevo continui messaggi e chiamate, dice Leopoldo Destro, presidente degli industriali di Padova e Treviso. Molti colleghi sono arrabbiati, altri sono proprio sconcertati. C'è chi ha scelto di mettere i personalismi davanti agli interessi di un intero paese. Questa è la lettura di Leopoldo Destro, presidente appunto di Assindustria Veneto Centro. Artigiani, commercianti, sindacati dicono le conseguenze le pagheremo noi. E c'è chi dice appunto non c'è nessun rispetto per chi lavora. Sul giornale di Vicenza le stesse posizioni, appunto a parlare sono altri, Laura Dalla Vecchia di Confindustria, Gianluca Cavion di Artigianato, Sergio Rebecca di Ascom e Raffaele Consiglio della CISL, ma i concetti e appunto i mondi rappresentati sono gli stessi. Le reazioni delle categorie delle parti sociali alla caduta di Draghi, imprese e lavoratori, il virgolettato cosa dice? Sabotaggio premeditato contro il Veneto del fare. Dalla Vecchia di Confindustria dice invita il territorio a prendere le distanze. Confartigianato, Ascom e CISL dicono che sono stati ignorati i bisogni del paese. Addirittura appunto Dalla Vecchia parla di sabotaggio dell'Italia e del Veneto, Dalla Vecchia di Confindustria. E il giornale di Vicenza sottolinea ancora come nello strappo della Lega ad andare KO, oltre naturalmente a Mario Draghi, siano stati Zaia e i governisti. La linea dei governatori, cioè dei presidenti di regione, sconfessata dal segretario federale Matteo Salvini e dai parlamentari. Ora si apre un rebus in Veneto, scrive il giornale di Vicenza. Il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, aveva ribadito la necessità di non rompere, ma Salvini invece ha staccato la spina a Draghi. Anche il Corriere del Veneto dedica la seconda pagina alla politica, alle reazioni della politica, alla caduta di Draghi in Veneto. Ci sono le dichiarazioni di Bitonci dopo le parole del Premier, ha detto stupiti dal silenzio sulla pace fiscale. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, sottolinea come abbia prevalso l'interesse di parte e non quello del paese, secondo questa è la posizione naturalmente del Partito Democratico del Veneto. Il titolo però del Corriere del Veneto è sempre
centrato sul partito di Matteo Salvini. Zaia e i sindaci inascoltati, vince la linea antigovernista della Lega. Ci sono le dichiarazioni di Alberto Stefani, commissario regionale della Lega, che dice: il governismo a tutti i costi non garantisce l'autonomia del Veneto, nonostante Draghi nel suo discorso ieri al Senato abbia parlato esplicitamente di autonomia differenziata come di priorità nell'agenda di governo. Alberto Villanova, anche lui leghista, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, dice: le dinamiche di Roma non sono le nostre, ora parlino i parlamentari. Insomma, dichiarazione un po' di circostanza in cui prende comunque le distanze appunto dalle dinamiche romane. E poi c'è una dichiarazione di Sergio Giordani, sindaco di Padova, a capo di un'amministrazione di centrosinistra, che parla di giorno nefasto per il paese, hanno prevalso gli interessi dei partiti, dice il civico Giordani. Questa è un po' la carrellata per quanto riguarda le reazioni sia da parte delle categorie economiche ma anche dei sindacati e naturalmente della politica in Veneto, le reazioni appunto alla crisi di governo. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo voltiamo pagina e parliamo di caldo. Afa killer, 3 anziani morti in 3 giorni, città a 36 gradi, pronto soccorso in crisi. Le temperature sono molto sopra la media, l'allarme proseguirà fino a venerdì. Si parla naturalmente dell'allarme climatico, nuova ordinanza regionale sull'utilizzo dell'acqua. Le temperature più alte del Veneto, vediamo uno specchietto sul Corriere del Veneto che riassume la situazione a Treviso, Fossalta di Portogruaro e Castelfranco 36 gradi, a Rovigo e Vicenza 35, a Belluno e Verona 34 gradi, a Padova 33, a Cortina 27 gradi, a Venezia 32, 11 metri sopra lo zero, cioè 11 gradi sopra lo zero, a 3200 metri di Punta Rocca sulla Marmolada. Insomma, temperature elevatissime. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi si parla naturalmente dell'ondata di caldo e in particolare della nuova ordinanza della regione che prevede una stretta sull'uso dell'acqua, stop a tutte le fontane, anche quelle naturali, e disposizioni per preservare i bacini in montagna. Naturalmente sarà in qualche modo tutelato l'uso domestico, ma nuove e più severe misure vengono messe in campo per cercare di limitare i danni causati dalla siccità. Le previsioni dell'ARPAV per i prossimi giorni sono che l'anticiclone si sta spostando verso est e quindi le notti venete saranno afose e roventi. Secondo i quotidiani del gruppo Gedi, a Padova ieri sono stati misurati 36 gradi e non 32 come diceva il Corriere del Veneto. Questo per quanto riguarda il caldo, ma parliamo ancora di siccità perché il Carso brucia, lo leggiamo sempre sui quotidiani del gruppo Gedi. Trieste nella morsa delle fiamme, mai visto un incendio così esteso, 500 uomini impegnati sulle colline, 2 aerei, 5 elicotteri, ma ancora non si riescono ad arginare i roghi. Le foto sono davvero impressionanti, colonne di fumo visibili da lontano e dense di veleni, perché il fuoco che in piena notte ha lambito l'autostrada chiusa per motivi di sicurezza ha reso l'aria irrespirabile. Sono stati anche sentiti vari scoppi, si tratterebbe di ordigni della Grande Guerra esplosi a causa del calore. Le indicazioni sono ad esempio di evitare di utilizzare gli ascensori perché c'è il rischio di blackout, questo a Trieste. A Monfalcone invece il sindaco ordina a tutti di indossare la FFP2, il livello di inquinamento da PM10 è 32 volte quello normale. Ferrovia interrotta, pioggia di cenere sui centri abitati, fate restare in casa anche cani e gatti. Insomma, una situazione davvero drammatica. L'ultima notizia di oggi riguarda invece la sanità del Veneto, i fari del servizio ispettivo sui direttori generali della sanità, una questione che ricorderete è quella dei 4 manager pensionati che, pur essendo appunto andati in pensione, hanno continuato a svolgere il loro incarico da direttori generali di 4 ULSS del Veneto, percependo anche stipendio oltre quindi alla pensione per questo incarico, almeno fino a quando non hanno deciso di autosospenderlo dopo
appunto che il caso è scoppiato. Ebbene, anche il servizio ispettivo del Consiglio regionale, dopo la richiesta avanzata dalla consigliera del Partito Democratico Vanessa Camani, ha acceso un faro sui 4 direttori generali della sanità veneta in quiescenza che sommavano pensione e stipendio. Hanno dovuto illustrare i 4 DG le proprie rispettive posizioni, che quindi sono state messe per iscritto alla valutazione quindi della 4ª commissione consigliare del Consiglio regionale del Veneto. Nel frattempo la Corte dei Conti continua a indagare. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.